Alleluia! Padre, cosa è successo, padre? Mi si era messa la sigla, mi fa la sindana capata che Padre, lei ancora... Padre, si contenghi. Si contenghi, padre! Siamo sempre una Cristina. Che? Siamo sempre una Cristina. Grazie Cristina. No, una Milano. Conteniamoci, padre. Ok? Per il bene dei fedeli che ci stanno osservando in questo momento. Pregate con una alzate le mani al cielo. Alleluia! Alle mummia. Arrivata a scuola. Alle mummia, ale. Fedeli, fratelli e fratelle. Un giorno all'improvviso. Mi innamorai di me. Di te? Sì. Non posso innamorare di Il nessuno. cuore mi batteva. Era tachicardia. Il prete Mosete. Che? Di tempo ne è passato. Ci fatto da Sazzo oggi. Noi siamo ancora qua. Tralala. La comunione non l'ho fatto. Un battesimo no. Un battesimo non l'ho fatto. No, non mi sono fatto. Salve a tutti quanti, amici. Fedeli e fedele. Tengo un po', diciamo, questo lato qua gonfio perché è l'umidità. Padre, l'umidità mi fa boffare la capa, non so perché, padre. In questo... Qualcuno si sta chiedendo perché porto gli occhiali. Perché ho visto il santo protettore delle borse sotto gli occhi. Chi è? S'hanno abbuffato lui. S'hanno abbuffato lui, a fedele. Le mani al cielo, padre. Per chi è la prima volta che entra in questa diretta, ricordiamo che siete liberi. Vado a segnare la croce. A parte fare come da chiesa. Ma non è uguale. Siete liberi di entrare anche voi e confessare i vostri peccati. Nella chat vi sarà dato un link con la quale potrete accedere ed entrare anche dal telefonino in confessione con noi. Sì. Saremo liberi di confessarvi dai vostri peccati. Di confessarvi. Salutiamo come al padre. solito i santi protettori che ci vegliano e ci svegliano la mattina. Ci svegliano la mattina. Chi? Che sei Gallino. Sei Gallino, San Gallino. Il santo protettore dei pesci. Dei pesci, chi è? San Pei. San Pei, quello che la pesca in mano, la canna in mano, la pesca. Il santo protettore delle vacanze. Delle vacanze, chi è? Santo Domingo. Santo Domingo. Molto bello. Barcatura pure bello, padre. Io oggi lui, no, domani. sono oggi. un frate. Scusa, padre, scappato comunque. Io oggi sono un frate che non ha voglia di fare nulla. Non ha voglia di fare nulla. Sono un frascecone. Un frasce, non ce ne fa niente. Fedeli, con le mani al cielo, vai, alleluia. Ma perché alleluia? Lumia. Ma non si Alleluia è un... la religione non ti piaceva? È l'aggiornamento. Allora preghiamo. Nel nome del Padre, del Figlio, Buonato. un cugino, E chi tiene a carica fa casa. Giusto, E chi ti però pigliano reddito di cittadinanza. è vero, padre, vero pure questa cosa. Appena i peccatori saranno pronti al di fuori del confessionale, la regia sarà subito pronta a mandarli in diretta e a farci ascoltare i propri peccati. Un attimo, padre, mi sta venendo. Padre, questo è un rito, padre. Che rite? È un rito, padre. È un'evocazione che mi viene, padre, a me. Appena sono pronti i peccatori possono entrare. Ricordo ai fedeli che sono nel confessionale e stanno per confessare i propri peccati di non scrivere nella chat, altrimenti bestemmiamo. No. Diventiamo dei padri bestemmiatori. Padre, dopo siamo peccatini. Io vorrei anche una venerazione per il santo protettore di Carmine d'Alessiano. Sì, che sa chi? San Appila Appiladerecce. San Appiladerecce. Preghiamo. Nel frattempo io farei una preghiera vi farei. in attesa che i nostri fedeli si sciolgano e capiscono il senso del peccato. Del peccato, padre, sì. Io inizierei con una santa preghiera. Una santa preghiera. Pregate anche voi da casa. Alzate le mani. Raga, la scegli. Salve regina. Buonasera, Salve regina. Non è regina, scusa. No, non sia regina sua. No, salve. Salve regina, madre e chi sa ricorda. Misericordia, padre, misericordia. E chi sa ricorda? Misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra. Speranza che? Così so. Che l'offerta ne fanno giocare. C'è più poco. Tu virus, no. Mostraci il frutto benedetto. Frutto, quale frutto? Padre, quale frutto? Mela? La mela no, è peccato. È peccato la mela, fedeli.
La banana. La banana, che peccato la banana? La banana è peccato. Peccato la banana. Vabbè, facciamo mi tu di mandare. Ma che sta tutto io? Non lo so, voi stiamo in preghiera. Preghiamo, padre. Et verbum capo factum est. Che è? Bagni buono a destra. No, factum est. È fatto come est. È latino. È latino, perché tu sei latino. Avvicini. Avvicini era mezza latina. Una mezza Mozza latina. Poi una latrina sana, è normale. Ti ringrazio di avermi creato. Prego. Amico tu. Non c'è bisogno. Il Signore. Ah, ok. Ti ringrazio di avermi creato e conservato in questa notte. Preservatomi. Preservativo, padre, preservativo non si... Preservami dal peccato e da ogni male. Da ogni male. Male, dove sei fatto male? Male molo, male vita. Male. Da ogni male. Sia sempre con me la tua grazia. Prego, padre. Prego. Ma che prego? Grazie, la grazia. Ah, prego. Prego della grazia. Sì. Allora, Eccolo qua il nostro primo peccatore. primo peccatore. Salve Gabriello. Buonasera. Buonasera peccatore. Gabriele come l'arcangelo. Come l'arco di Noè. Questo è bello. Io peccato, ho rubato gli specchietti da vicino alle macchine. Oh mio Dio, padre, specchietti, no, da vicino alle macchine, padre. Spicchietti. Spicchietti, padre. Che macchine erano, Gabriele? Tanto per sapere. MV, Poi- lo antico romano. Sì. Lo antico romano. Sì. Il pandino del nonno. Ah, oh, pandini, padre, BMW pandino. Gabriele, quando parli chiudi le narici. Che vuol dire, Un padre? giochino, Non guarda là. faccio i padre, Vabbè, metti che uno lo padre, dice. è un grande peccato questo lo specchietto, padre. Allora, io Sì, ti assolvo ti assordo. nel nome del santo protettore dei parcheggi. Dei parcheggi. Sanno Sanno rubata Hanno rubato la macchina, preghiamo. Alza le mani al cielo, Fedelo. Alza le mani al cielo. Bravo, così, Fedelo. Grida, sono un peccatore. Grida. Sono un peccatore. No. Ma già fatto spicchietto? Altro. È morto. È molto parcheggiatore. Preghiamo, padre. Preghiamo nel nome Preghiamo. di Gabriele che ha rubato uno specchietto e adesso Preghiamo. il papà gli dà le totto sul culetto. Sul culetto. Vogliamo leggere qualcosa che i nostri amici, i fedeli, ci stanno scrivendo, padre? Sì. Vogliamo ascoltare ciò che hanno le loro preghiere, le accogliamo, padre. La voce divina. La voce divina, che perché carino come buona, vedi te, proprio te. Perché, Suor Carolina, io voglio sapere questa sera da lei Sì, chi trova la via. trovo un tesoro. Sì. Chi era l'amico, scusa, ma Le vie del Signore sono infinite. sono infinite. Quindi chi trova la via. Trovate un navigatore. Un navigatore, padre, vede dappertutto. Ecco qua, stanno rubato il specchietto. Ecco qua, è entrato, Carmine di ghiaccio. Questo c'ha una faccia conosciuta. La faccia caso. Che? Mostro tu non faticare. Sapere, preghiamo. Preghiamo nel nome di Sassi Writer. Protettore dei sassi. Molto tornato, fresco. Mamma mia, Sassi confessi il suo peccato. E stavo lavorando, no? Da come si vede. E niente di meno stavo lavorando con una vecchietta. Che E lavoro fa? mentre faticavo mi ha scippato tutto l'oraccio. Ma che ha fatto questo? Oh mio divino. Oh, mio Cassosa. Oh mio coca. Che c'è zitto? Sono un po' in bibito. Allora, Sassi Writer, nel nome del santo protettore di Pastella a Cera. Chi era questo? Stanno spezzati il po'. Allora, caro Sasi, io ti devo dare una grande penitenza perché hai fatto un grande peccato e sei anche una chiavica come grafico. Mi permetta, padre, Prego. di assolvere questo grande peccatore. Ma che ha fatto? Chissà, pensi capire se fatti più sì. Questa pezzo di cosa. Ci pezzi pure. Signor Fedelo, balli come se lei fosse una zanzara. Che penitenza è? Deve Venga, ballare Shadi. come se fosse una zanzara. Balli come se fosse una zanzara. Questo è il suo, no. Come Tu, funziona? non sono una zanzara. Balla come se fosse una zanzara, balla. Si alzi. Chiù? Questa? A zanzara, balli. Ma Venga, Shadi, che te. Ma
vieni in chiesa, già fa la faccia! Padre, si contenta. Padre, non lo faccia, padre. Si prende gioco di chi diffonde la parola. Balli come la zanzara, signor Avete Sarri. fatto l'ultima pure internet che di meno. Padre, Dica, lui è guarda. un peccatore grande, questo è tutto scemo, Ma padre. chi l'ha mannata? Non lo so, padre. Oh, Ecco qua, abbiamo che cosa abbiamo un peccato di gola. Stanno Peccato. mangiando gelato. Oh, che peccato mangiare un gelato in questo momento così, signore. Che peccato. Sì, un grandissimo peccato perché io sto a dieta, signora. Carolina! Bella sta connessione, signore, avete una connessione molto bella, vi bloccate, paritelo poco. Non me ne badi, figliolo dello Spirito Santo. Brava la nostra fedela, nostra Gabanese. fedela. Confessi il suo peccato, signora. Molto contenta. Siete contenta? Confessi il vostro peccato, signora. È meglio Adori. Sono molto contenta di vederti, Carolina. Ah, ci capito, signora? Confessate i vostri peccati. I Io ti seguo numeri. sempre. Si vede, signora, si vede. Signora, confessi il suo peccato. Ma faccio parte nostra. Dove? Facciamo i padri nostri. Ma da fa preghiera dovete confessare un vostro peccato. Noi vi assorretiamo, capito? Facci papà il nostro, papà il nostro, vai. Peccato. Che Signor, confessate. Padre, padre, Sa ubriaco che me. padre, non lo faccia ridere, siamo in una Ma sacrestigna. guarda con me. Signora, Sì. signor, scherzo a parte, mo Luani Santa Miezza e cosa. Ma chi è? Che si è facciato alla dretta? Ma è brutto. Ano! Aspetta. La nonna ha fatto peccato. La... Ah, Beh, è lei vostra mamma? padre, me la Signora, stiamo prolungando la preghiera del mese di maggio. Ha capito che fa? Signora? Signora, benvenuta a Montevergine. Vergine la signora non ci può dire, padre. Fatto Vergine la signora non si può dire. suo. Ah, preghiamo. Vi benediciamo nel nome del padre, figlia, la sora che è nata, la zia, la cugina che è nata, tutti gli amici se vengono. Ma che lei? Ma non lo so, che mi sento solo quando ridono. Signora, veramente ci stiamo preoccupando. Carolina, ti presento mia figlia. Belle, belle, Ma che belle. è un zoo? Le due femminelle, belle, 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 preghiamo. Le mie figlie ti piacciono, Carolina? Sì, ti piacciono? Mi piacciono, signore, molto belle, mi piacciono assai. Nel nome divino, nel nome di Cochi. Belle, Signora, padre. tutte femmine? Sì, tutte femmine. Tutte femmine, Sono padre. Ok. Tutte fe- Speriamo che hanno preso della mamma. Qualcuno di voi vuole confessare un peccato, signora? Sì. Prego. Dica. Non ti capisco adesso. Ho detto, se volete confessare un peccato, siamo qua, signora. Che la pensa a Magnò? Signora, da confessare. siamo in chiesa, non si mette quel qualcosa in bocca, signora. Ma come la sanità chiesa? Cosa O muove? cosa in bocca, signora? Padre, Perdona, signore, loro che non sanno cosa fanno. Mi sta asciuttando i abbiamo un capelli. altro peccatore, padre. Posso? Quando posso dire, dobbiamo... Ho perso un polmone dalle risate. Ritroviamo il polmone, padre. Ma Rosso, Mureni risata, aiuto, dice Simona Capuano. Confessi il tuo peccato, bimbo. Bob. Il mio peccato? Eh, Che peccato da Giarisce? Chi che hai fatto? Dici, guarda qualche ci vuoi. peccato, qualsiasi Il primo peccato. peccato è che si dato su papiro e dava la capa per ammazzo di scopo. Padre, non giudico. Io non ho i capelli, lo devo giudicare per forza Padre, chi va da questi non lo barbieri. faccio. Ecco qua abbiamo un altro La angelo. Ferovaz! Ah, Oh, come mai? Come mai? Come Allora, io volevo fare la preghiera per tutti Prego. persone juventine. No, vai, mi associo. Alziamo le mani e preghiamo, vai, prego. Aspettate. Vai. E tu le Ah, fai?
Vai. Un giorno all'improvviso. Continua. Un giorno all'improvviso. Magna sta palle riso. Ti mangia sta palle. Quando- Quando stavo alle riso. Ok. Perché se ci credi che tutto sia vero, Perché se ci credi che tutto sia vero... faccia tutto in bianco e nero! Devo confessare il mio peccato. Io prima ero di Juventina. Sì, Non te la divisa. è bevuta non è più divisa. Luigi, per penitenza, ce l'hai una carota nel frigorifero? Aspetta, ci scendo la bascia. Chi ce Ma l'ha? vai a roba, mica mo. Devi fare la carota. Niente, volevo farlo su crace. Padre, non si fa. Ascolti tutti me, signor bimbo. Lei in questo momento deve rappresentare un proverbio, ad esempio, mo nella chat ci diranno un proverbio e tu lo devi rappresentare, ad esempio dicono alla vaga poi ci perde l'acqua e il sapone e tu devi rappresentare questa cosa senza parlare, devi far capire il proverbio. Cari fedeli che state ascoltando questo peccato, scriveteci un proverbio, la nostra regia la metterà in evidenza e il nostro caro peccatore ci mostrerà come lo mima. Mima? Mi si scusa, il figlio proprio. Aspettiamo i nostri fedeli che ci dicono dei proverbi, compariranno sovraimpressione. È andato via, se n'è giù. Andato via. C'ha Ecco qua. acchiappato la chiesa. Veramente C'ha acchiappato non ci la fai un chiesa. peccato con la un bello a fan bocca bocca. ci vuole. Che significa fan bocca? A fan bocca magna zuppe e preta. Preto, pietre Zuppe e o prete. pietre? Mannaggia se mi arrabbio che naggia. Ma chi va questi proverbi? Non esistono. Prego, continuate, Allora, continuate preghiamo. con i proverbi, voglio leggere Preghiamo. un poco cosa. Mannaggia a casa. Ma che significa? Mannaggia a casa. Nel nome del Padre, del Figlio e di San Ciurillo, Chi è San il Ciurillo? protettore delle cucuzioni. San Ciurillo è vero, padre. Meglio un figlio di... No, non si dice Domenico Malizia. Malizia, Hai scritto una cosa con molta malizia, ma noi non facciamo distinzioni. Quindi se siete omofobi, omologati. Suor Carolina, quanti figli hai? Ci chiedono in chat. Io in passato ho fatto vari figli, poi mi sono dissociata, padre. L'ho fatti, Sì, poi ho deciso di diventare suora. hai padre. seguito il voto. No, l'ho costruita. Che? L'ho costruita. Hai seguito chissà mi dai 50 euro. Senza renare, non si cantano messo. Lui- Ciò sta facendo il messo online. Ma Alla faccia dei Wendy. Nella chat si stanno proprio... sì. Scevo tempo, ma nel carciofalo. Ma poco tempo per proprio mangiare. È vero, danno ragione al nostro Vittorio. Grande Vittorio Medio. Possiamo? Dopo ti regaliamo una preghiera. Suor Carolina, ma da quanto tempo siete una suora? Io diciamo un po' di tempo che sono suora, entrai comunque. Posso raccontare? Prego. Con quella canzone, padre, quello che è Prego. successo in quella sacrestia. Prego. Posso mettere, diciamo, nel frattempo, preghi lei, padre, io metto un attimo, sì, quella No, ma la faccia così. senza così, ok? Sì. Posso? Udite, uditi. Udite, udito. Uditi. Scegliete. Ok. Questo è quello che mi successe nella sacrestia in quel Vai. momento, padre, appena decisi di cambiare spunte. Per me fa perdona, sto confessando peccato, stevi da sacrestia con chi lo palestrata, a ritta cara suora, voi siete troppo belle, ma fatta emoziona mentre lavava Ma cappella. quale cappella si può lavare? La cappella della linea sacrestia. la regia. La sa- Ma come venite a la lavare cappella? cappella. Allora la cappella, da chi La si mette a sa- lavare cappella? Ma quale cappella si può lavare? Ma Ma quale cappella? Ma non è una cappella. Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è bracceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Auto Sannino AS Rent. Da oltre 30 anni vendita e noleggio autovetture di tutte le marche. Cortesia, qualità, serietà. Auto Sannino AS Rent è anche noleggio a breve termine anche senza carta di credito. Ci trovi a Ponticelli e a Cercola, su Instagram e su Facebook.
Auto Sannino AS Rent. Da una vita in viaggio con te. Oh, la cappella, padre, l'ha pulita talmente bene che mi fecero i complimenti e mi hanno battezzata suora, padre. Io poi ho capito che stava parlando della cappella che abbiamo in chiesa di San Borlotto, il santo protettore da scumere fa sulla uccidirla. Giusto, padre. Beh, Allora, sì, peccato, padre. peccato, perché quando vedo questo Vesux che fa questi panini, questo concept food, mi viene una fame esagerata, io sto a dieta, sto andando avanti, pane, azimo e ostie. Come va avanti, padre, se non c'ha la macchina, padre? Se non c'ha l'auto, non può andare avanti, padre. Se per l'auto di Auto Sannino, no? Auto Sannino ce la noleggia a breve e lungo termine, pur se non tenim la carta di credito. Padre, vero. Io mo sembro un menico, voglio futbolire, che mamma ricordione si vengono a fare come uno. Mi sciatta la voce, una bella macchinetta, l'Auto Sannino, fa una chiesa. Non c'è nemmeno bisogno di pregare, ve la danno senza carta di credito, padre. No, che le pregano loro a te che Sì, la fa picchiare, la vero. macchina ve la danno. Allora, Giuseppe Nocera dice, ora Auto Sannino, vedi? Giuseppe Nocera. Chi non ha peccato, scagli la prima pietra. Siamo Tuletti. La preta. Via d'Oro, dice Giuseppe Santaniello. A vita è un'apertura e coscio e una chiusura e cascia. I cascia, è vero, padre. Sì. L'apertura di coscia, le chiusure di cascia. Poi vengono i quattro nere fanno po. Sor Carolina, raccontaci della tua relazione con il Papa. Qui ci mettiamo a frate e sorelle. Se andiamo su WhatsApp, c'è una videochiamata. Ricordiamo anche il Papa si rifornisce da Auto Sannino, la famosa Papa Mobile, la trovate anche da Papa Sannino si chiamava. da Papa Sannino. Domani ne potete fare un'altra, sentite l'orario. Laura Leone, un'altra diretta di Via Convento, la potrai trovare giovedì sul canale LS Me la rido. Sotto no palazzo ci stanno 3 capi e canne pazze. Una capa e canne pazze è 1, una capa e canne pazze è 2, una canne e capi pazze è 3. Sul Carolina legge questo sciolli lì. Perché le città come tutto mi fate leggere a me? È vero, padre. Siete una potenza. Siete una potenza. No, siamo una Napoli, noi siamo una potenza. Vero, padre. Compra con Auto Sannino perché le auto le ha fatte Andrea Sannino, bella. Sì. Infatti nell'auto. Infatti dalla ci abbracciamo sempre. Abbracciami più forte. Ma patente, il cacciofalo ti piace con il pelo o senza? Dipende, anni indietro vintage era peloso. Ma che è il carciofalo? Anni indietro era peloso, con il tempo si è spelato. Vorrei ringraziare il santo patrono delle feste di piazza. Feste di piazza, chi è? San Gigione. Da che era Luca No, lo fanno San Gigione apostrofo di Gio Donatello bis. Adesso abbiamo una peccatrice d'eccezione. Abbiamo una piccante. Una crea, diavola. Una grandissima peccatrice. Abbiamo una peccatrice. Famosissima su Facebook. Per i suoi una peccati. Grandissima influencer. Malati, su Instagram. Mamma mia. I suoi TikTok sono diventati virali. Beh, ma i suoi problemi sono tanti, padre. Adesso vediamo chi sarà la peccatrice. Le mani al cielo. Eccola qui. Oh, parla Madonna, ho visto, padre. Padre, ho visto la Madonna. Padre, è lei. Non ti sentiamo. La Madonna. Ora sì. Ora no. Come no? Ora sì. Voi mi sentite? Ora sì. Mi percepite? Ogni quarto d'ora. Paradazzon. Nella cappella rimbomba. E se ne pochi. Guarda i problemi allora, padre. L'ho detto. Sur Mary. Provi ad uscire e rientrare nella sacrestia. E rientri. Prego. Va bene, padre. Non si preoccupi, lei viene.
Ecco qua, ora ci sentiamo. Ci padre. sentite ora, Penso fedeli? che- penso che fedeli Ok. ora ci sentono perché abbiamo fatto... Questo è la dimostrazione che come esiste il bene esiste anche il male. È vero, signore. Esiste anche il male ha voluto che la nostra voce non si sentisse. Ora penso che si sente, padre. Vogliamo controllare dai nostri smartphone tecnologici, padre? Sì, Che dalla facciamo una sacrestia- chiamata divina. Padre, hai capito cosa è successo? Diciamo, si è staccata proprio la diretta, padre. No, a me che continua. No, e non lo so, padre. Sto io diciamo, con... va bene? Ok. Andiamo avanti, Possiamo? ci riuniamo di nuovo in preghiera. Prego, padre. Nel frattempo che arrivano gli altri fedeli, io mi dedicherei al pane tosto che sei di ieri. Di ieri, tu strumenti in Sia molla. santificato il panettiere. Il panettiere è molto bravo. Venga al tuo lievito. Lievito che No, da lievita crescere. anzi. No, da crescere poco pane, capito? No. Il tuo lievito sia fatta la tua volontà. Mezzo pezzo intero. Mezzo pezzo, non si riesce. Dacci padre. oggi il nostro pane per fare le bruschette. Fare le bruschetti. Non te lo pago e aumentano i debiti. Così Bravo. aumentano anche i debitori. Ma non ci indurre alla scarpetta che la nonna furra ma liberaci da bancarre. Grazie. Aulin, vediamo se abbiamo la peccatrice divina. Eccola. Raffaele, Suor Carolina, mi sentite? Mary, secondo me sei incinta. C'ha qualche Per ritardo. quale motivo? La sento con notevole ritardo. Le dico io qual è il mio problema, che stinzovata ancora mannarà la fibra. Però adesso, in questo la momento sentiamo meglio. la vediamo anche. Si è capito? Ok. Più o meno sì. Mamma mia, è un'emozione vedere una peccatrice di questo calibro. Una padre. bellissima peccatrice col nome della Madre Santa. Se vedi, è veri. Santa, io devo confidare il mio peccato. Oh, padre. Ci dica. Io ho paura del giudizio comunque di Suor Carolina, io ho paura proprio del giudizio di tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Non si deve preoccupare, Mera. Non siamo nessuno per poter giudicare. Per l'amor di Dio. Fra Raffaele, come mi chiamate? No, sentiti come ora di famiglia. Chiamami Fra e basta. Padre, fa piacere a me. Posso parlare? Sono Sono 15 anni Andate che non parlo con mia madre. Sono 15 anni che io non gli rivolgo la parola. E mo non volete apparare la mia perché non voglio apparare niente. Voglio parlare con nessuno, voglio fare con nessuno e voglio continuare così. No, perché io già sa, però non si fa la madre divina o il bambino con la mamma della Madonna, eccetera. Cioè, a me non mi interessa, voglio parlare con nessuno e voglio apparare. Ma che brutto fare? Onore al padre e alla madre. Voi non potete capire che cosa mi ha fatto 15 anni fa. Io non me lo posso dimenticare. Ha fatto? Allora, voi siete cattolici, siamo tutti cattolici. Per un cattolico i sacramenti sono l'essenza della vita. Io ne ho ricevuti 2. Il battesimo superato con estrema facilità, ma la comunione a me mi è rimasto impressa. Io ancora non ho paura come ci fa la comunione. No. Perché dice questo, signora Mera? Ti dico questo. Io mi dovevo fare la comunione. Mia mamma ha cominciato 2 anni prima a preparare le bomboniere. Ha messo già solo quando diceva a bomboniere, a me mi era l'ansia. Mia mamma tutti i giorni entrava e usciva dal negozio della signora delle bomboniere. Finalmente un giorno mia madre si decide, chiama la signora delle bomboniere e dice: signora, allora ho deciso le bomboniere, sì, per la comunione di mia figlia, voglio tutte e 6 modelli. Al che, cioè, signora, scusa, 6 modelli, ma voi non ne dovevate scegliere soltanto uno? No! Perché le prime sono per i parenti, le seconde le facciamo per le signore del palazzo, le terze per i bambini, le quarte per le maestre, le quinte per le mamme del parco. Allora, giustamente la signora dei bomboniere incuriosita, cioè, scusate, le seste bomboniere per chi sono? Oh Gesù, per la parte, per gente che non conosco, mica faccio fare brutte figure, ma che ne sapete voi? Ma che dirà, fare una comunione, non è una festa di piazza. Non lo so, padre. Ma che ne sapete? Quindi, peccato. Fra Raffaele, vi dico questa cosa per farvi capire la gravità della situazione. Io stavo dormendo beata, ero piccola, stavo dormendo, mia mamma fa: ma tirare in dolietta, dobbiamo fare l'anteprima di fotografia. Allora tu pensi, va bene, che fa? Dai, è una destinazione, la scegliamo, 4, 5, 10 fotografie ed è fatta l'anteprima.
24 destinazioni. Rinda la villa comunale, al maneggio con i cavalli, mi portai in coppa una montagna, mi portai a Rocca Monfine, mi portai a mare, mi mettete in coppa un peschereccio con un pescatore, una puzza di pesce esagerato. 40 ma pigliano a 2 complete per ogni destinazione. Capuro fotografo, certo, signora, ma un solo completo a destinazione e basta. Ciaggi cattati a me favore che tende, ricetta mamma. Il fotografo ha cambiato mestiere. Ci rivolge che è disoccupato per mezzo di mamma. Quando si va a la sera pensa a mamma, la vimma cagna. Ma che ne sapete voi? Ma che... Bisogna fare comunque una siringa di acqua santa a questa ragazza, padre. Cara sorella Mary, io non oso immaginare se un giorno lei dovesse sposarsi, cosa potrebbe combinare sua madre. Oh mio divino. Io vi faccio dicere che è stata una cosa che per me pure è stato un trauma. Stavamo in chiesa, ma voi siete gente di chiesa, gente onesta, gente di un certo livello. Quando... Vabbè, si dice sua madre. Sì, però quando prete ricette, questo è il corpo divino. Rispondete papà, e se è divina, munnamoci per cocaine. Io grande tuo padre. Vero. Grande tuo Io padre. sempre ogni domenica, signora Mera, per cocaine sempre. Mary, io per quanto possa provare compassione per la tua persona, per la splendida fanciulla la quale tu sei, purtroppo tu non hai ricevuto il sacramento della comunione, quindi devo chiamare in nostro aiuto il grandissimo divino cardinale Omnibus! secondo me sembra mutando. Cari fedeli, quello quando è fritto, che bello. Complimenti perché vedete vi siete girati entrambi dalla stesso lato e tutti e due, diciamo, sia sul Raffaele lo stavo dicendo, ma anche siete, diciamo, unidirezionali. Io invece sono al centro, quindi sono il centro direzionale. Ecco. Grande. Come frisco, però, da là, come vuoi, guarda, ma vuoi fornire? Faccia la brava che ho dovuto già richiamarla alla Sacra Rota e infatti non sto benedetto con la ruota sacra. È la famosa Sacra Rota. Io voglio dire subito che ho avuto modo di ascoltare queste peripezie che questa povera giovane fedele ha dovuto vivere e sarà per questo che lei, in virtù delle sofferenze, ha scuoiato il leopardo e se l'ha chiamato un gol stasera, perché lei è una donna che ha sofferto. Guardatela perché veramente questa sua miss è veramente una miss che mi lascia dire, ma che te miss, insomma, considerando, insomma, è una cosa che però può accadere e va bene così. In ogni caso, Mary, chini il capo. Chi è uovo? Il capo è uno solo, lei deve chinare il suo capo. Cara Mary, chini il capo, ma mi guardi con i suoi occhi, bene così, tenga il capo così. Aspetta, proviamo in un altro modo, giriamolo un po' a sinistra, un po' a destra. Ecco, adesso mettiamo una mano qua, una mano là, poi facciamo un po' così, un po' colì, una mano alla cabeza, una mano alla cabeza, un movimento sexy, un movimento sexy, e aggiù buca la cintura, un altro buca la cintura, e movimento sexy, e movimento... Mi è venuto. Cara Mary, comunque le voglio subito dire
io ho ascoltato e sono veramente con lei in questi suoi peccati. Volevo subito dirle che non avendo avuto lei, come dire, il buon augurio, il buon auspicio di questi sacramenti, io debbo purtroppo condannarla all'unico sacramento che io, quando non sono nei panni del Cardinal Sepe, ho subito, e cioè io la condanno al matrimonio, che è la più grande condanna che io le posso dare, cara Mary. Mi dispiace, non si può sottrarre a questo, quindi faccia presto i soldi lei, perché se li fa lei ce li fa fare pure a noi, così lei si può sposare, e quindi così che la sua condanna diventerà al contempo anche una gioia. Sia lodato nostro Signore. Sempre sia lodato. Io veramente la ringrazio di essersi confessata a me e la lascio per i saluti finali nelle mani di questi grandi esponenti della Chiesa di Rita, sia di Rita che di Rita della Chiesa, insomma, sono cose Santa Rita da cascia che coscia. Coscia che si accascia. Guardate, Santa Rita si accascia e m'accascia. Arrivederci. Ringraziamo per il suo intervento il grandissimo Cardinal Sepe. Cara sorella Mary, io le auguro di sposarsi al più presto e di fare figli maschi, ma so che lei ha una sorpresa da annunciare. Veramente, padre. C'è una sorpresa da annunciare, perché giustamente quando io mi sono confessata anche da sola con Gesù, ha detto Gesù non è l'unica cosa che ti posso dire, abbraccia la croce. E quindi io, per abbracciare questa croce, ho deciso di cominciare anche io un programma, una grande trasmissione con degli ospiti che non ci saranno, con dei personaggi famosi che non ci saranno neanche loro, e ci saranno tante cose che non ci saranno. E quindi, domani sera io vi prego di essere presenti alla mia trasmissione che si chiamerà Ma che problemi hai? Vicino a me. Che è passato, padre? Che problemi hai? Quindi, padre, fratello e tutta la famiglia riunita qua questa sera, io vi invito domani sera alle 21 a guardare. Ma che problemi hai? Padre, Cari fedeli, domani sulla piattaforma Melarido Crew Channel, che potrete trovare in onda su Twitch, su Periscope, sulla pagina di Mary Esposito e sul canale LS Melarido Crew, andrà in onda la prima puntata di Ma che problemi hai? Che problemi hai? Si rimane a essere un pieno con ma che problemi hai? Amen. Sorella Mary, allora ci vediamo domani sera alle ore 21. Grazie padre Francesco. Un bacio. Grazie linea alla regia. Linea. Frida, t'ha già voluto bene. Frida, come uno di famiglia. Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è bracceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Ringraziamo i nostri fratelli di Frida che ci danno sempre la frutta fresca e che macedonia. E che banane, padre! E che macedonia che sto facendo, soprattutto dopo aver cenato dai nostri fratelli di Vesux, che hanno questo concept food che si mangia particolare. Ma passiamo alla cosa più importante di questa serata, la confessione della nostra sorella Mary, che l'abbiamo augurato il matrimonio, e visto che a breve si sposerà, abbiamo già deciso cosa regalare alla nostra sorella. Suor Carolina manda questo contenuto. Eccoci qua, ragazzi. È proprio lui, amiche fedeli. È tornato lui, perché in noi. direct in tanti ci avete chiesto un contenuto del grandissimo Carmine D'Alessiano, che voi non sapete, ma noi che ci stiamo a già lo sappiamo, stanno per farlo santo. Quindi mandiamo questo contenuto, ascoltiamo e commentiamo insieme. Ma che devo buttare a bassa? Ascoltiamo. Ma che li recchi para capitale?
Secondo me la mascherina. A nascondere dove è buono. Ma lavorati. Nessuno ci può mai sbattere. Spattere! Den minute. Il numero. Perché non siamo Diamante. Con la mianta. Sulle mani! Mamma tocca di sto cielo che mano. Ma che che sei snacca, che lei? Sono quei zilli che escono. Ultimi 15 secondi. Si sente poco, non mi passa mai. Pure in te suona mi fai compagnia. Tu giuro sia vita mia. Sei tu primi pochissimi pensieri. Si compio sangue cammini. Le vacchi, padre! Padre, 88, padre, non si può sentire veramente, arrivato a un certo punto, padre, mi viene... Oh, padre! Sei proprio il mio Padre! Mamma, come inizi i pensieri. Padre, se lei ha visto alla faccia di Laura la Divina, poi c'è quei zilli, proprio come fa Laura. Ha scritto nei commenti, la capa la carciofalo. Gaetano Collella dice che carnalità. Che carnalità, Salve, ma che sto vedendo? I peccati. Questo è un peccato. I peccati che fanno gli esseri umani. Questo è un grande peccato. Chi sto cielo d'occhio? Chi sto cielo d'occhio che regge? Secondo me è andato nello stesso barbiere di Checco Caruso. Può essere, alziamo le mani. Io voglio come padre. Mamma mia! Martina. Che lagna, lui Che lo lagna. dice nella canzone Padre. Come mi nappi sto morendo. Sto morendo. Ma chi è? Chi si ambriaca? No, cose normale, senza sembriacare. Queste così, se lo volete a un vostro matrimonio, a una vostra cerimonia, chiamate. È un fedele padre, bisogna dirlo che è molto fedele lui, molto. No, devo dire la verità. Cucchiaini ricchi, ma la foglia della carciofola. È anche giusto. Padre. Io sto un attimo riprendendo. Lo so. Dopo il peccato della sorella Mary. Molto pieno lei, si affana Allora, subito. chi è chi? Il nostro peccatore, padre. Salve Donni 14, donici qualcosa. Mi senti? Mi dispiace però, vai, prego, confessi il suo peccato. Vedete? Sì. No, io ho fatto un grande peccato oggi. A Trasindadile? A Trasicà, Dani. No, ho fatto un grande peccato. Quale? È che ho litigato con mia sorella, pesante. Con tua sorella? Aspetta, hai litigato con la sorella che è sangue, chi è? È pesante, sordo? No, ho detto, ho litigato con mia sorella, pesante. E la fa la dieta che la vuoi dire che è pesante. Vabbè, ma se la fai settami, che le vita in braccio? Che fa che è pesante? No, nel senso ammazzata. Hai fatto da sordo! Oh, padre! Qua. Ma guarda chi vogliamo sapere perché, Tony, che è successo? Mi reagiva male contro di me. Che faceva? Guarda, Tony, però ti stai Reagiva male. Adesso ci deve fastidio che io ho fatto alcune amiche sue, lei dice no, non ce la fastidio. Per me sì che poi ci hanno appiccicato e ci hanno dato cosa ammazzare. Doni è perché tua sorella guarda ma tu hai questo telefono e girato annazzo col tuo pacco mo suo sangue recchia col suo babbirai che fatto capito? No, io per fare, cioè che devo fare? Io per andare, io me ne sono andato, sono venuto qua a lavorare. Doni, posa il telefono da qualche parte, posa il telefono, se no si vede troppo smovimentato. No, poso il telefono e vado cucca. Assorbiamo. C'è una grande punizione per lei, signor Doni. Una grande punizione. Ecco qua. Padre, buonasera padre. Salve, padre e figlio. Ma che è? Come ti chiami? Ma che stai andando a bisca clandestina? Chi è questo signore molto una pizzeria? Si avvicini, signore, con i baffi. No, ho detto lavoro in una pizzeria, faccio con un po' di tutto, perciò vai, assolvilo. Allora, signor Doni,
Lei mi deve fare una dichiarazione d'amore in questo momento. Che ha fatto? Se mi si scuono pure io. Se mi si scuola. No, sta qua. Domi. Faccia una dichiarazione d'amore a Suor Carolina. Lei si è innamorato di Suor Carolina e gli faccia una dichiarazione. No, veramente di me di essere per questo. Vuoi che fammi nella mano fa a me, chi? Cai, ma fino a pisci fottendo. No, non la Oh! Carmine, Enrico Carolina. Cortisone. No, sono affaticato. Ah, grazie. Signor Enrico Papi, confessi il suo peccato. Ha già fatto il corno innamorato a me. Ma che l'ha bucata! Che l'ha pigliato te? Che l'ha pigliato bene, che ti hai fatto bene, hai fatto una cosa per il suo bene. Mi sono innamorato di te. E chi io? Di te. Oh, confessi il tuo amore verso di me, prego, con una bella poesia. Dedicati una poesia d'amore, Mattia. La poesia non la so. Canzone. Una canzone. Nemmeno. Ma come l'avevo conquistato una femmina? Fammi capire. Conquistami come sai fare, non lo so, corteggiami. Con fichi. Fa padre questo, fighi con me. Mattia, posso farti una domanda personale? Io ce l'ho divina. Dimmi. Ti chiami Mattia Pontillo 24. 24 è l'età, i centimetri, o i giorni che pigliava zio? No, pensa alla pensione è meglio perché me la penso. Grazie, se ti serve l'accompagnamento, ti accompagniamo noi, teniamo la macchina autosannino. Oh, e voglio la panda con 4 auto bucate. Buono? Ah, panda 4 auto bucate. Perché 4 ore bucate? Ma posso sapere questa cosa? È così un cammino, è così non avevo capito. Mattia, ma che lavoro fai? La paninoteca, attore del greco. Io pensavo che facevo carrozziere. Facevo un gommista. No, pensavo che facevo carrozziere. Vedo un po' di botta. Ah, Vedi un po' di movimento. Sono un po' sconvolto. No, se vero, un po' che più. Te una botta. Ah, sai, chi sei? Di botta. Ah, ma anzi, una mascherina può cantare una canzone così la assolviamo? Nata c'è la canzone. Questa canzone che le piace pure ah no, che un tesoro c'è. Aspetta, ma tu passa la compagna a me. Aspetta, fammi osservare la compagna te. Madre. Sorella. Sorella, fiancapo, li parlano poco. Aspetta, sono Carolina. Allora, che sei? Da posto, io. Guarda, mi serve un bello ruscello. E chi sto video verrà la pensione? Dice la ciappa i panini. Andai a fare i panini. Ascoltiamo nel nome del panino. Grazie, Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetti frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte tu renunziato. Padre. C'è una preghiera da persona. Lo so, è personalizzato. Io sono poliglotta. Chi è? Sono poliglotta. No, io non sono poliglotta. È così. Allora, padre. Facciamo un'altra preghiera. Prego. Dal Vangelo secondo te. Secondo me. Il Signore prese il pane e disse: Lasciamo si sta scemitato. Cagna. Prese il pane e disse: facciamo la scappetta. Basta, no, vediamo se c'è un altro peccatore. Non c'è un peccatore, padre. Io mi dedicherei di un po' di freestyle. Un po' di freestyle, freestyle dedicato a tutti i nostri fedeli. Da questo momento in poi avete 2 minuti per scrivere i temi da usare come freestyle, una tematica, un argomento, e il nostro regista li metterà in evidenza. Io farò freestyle mentre leggerò i vostri commenti. Dai ragazzi, su veloci, che adesso che frate sono che faccio sono un frate a me. Un fra rap. Che base di merda, padre. No, questa parte è bella, vai. Inizi prima tu, vai. Chi cazzo so, padre? Padre.
Coppa all'improvvisazione, ci sta Raffaele che fu prete e Carolina suora, o veramente senza chiedere pretese, noi stiamo in da Sagrestino, stiamo in da chiesa, Gaetana, Ait è stata, ma sente cavare non so che è stata, o veramente chi sta stile improvvisata, Raffaele Pazzo bevuto una manata, subito nata, chi sta a parlare di calcio, Carlotto, o veramente io non gioco a pallone, faccio una lotta, o veramente chi sta Ait a chiesa, Raffaele Pazzo fa freestyle e poi te stesa, chi sta Ait frata a me, Raffaele Pazzo fa freestyle e motorisce, sai perché? E tu stai facendo una poca DJ, secondo me non si nasura, forse tu sei gay. Antonio hai toppana tosta, o veramente chi siamo so fatta nostra, perché se voi facete e fatta vostra, tengono un piscirino a casa se è fatta rossa. Eugenia hai to persone casa, Raffaella fa freestyle e poi da paro casa, o veramente chi sa to coronavirus, i mazzo per l'ostro indovino russo. E faccio la messa e sono tutto ubriaco, in da piscina mi voto e me ne vaca, e che se moscia la Ritta Luca, e mo mi faccio cicchettine e sambuca, yes, ho frate in coppa all'improvvisazione, con codice QR, gli roba di scansione, chi se mi ha parlato pure pensione, i pigliascetta in quattro senza una retribuzione, i panzarotto in coppa a schiena, bello. I panzarotti poi sono scema. La roba di cavata cocco, tutti i panzarotti tenga sempre la mucca. Io frate, mi ditta mascherina, Raffaele Pazzo fa freestyle e sulla leterina. O veramente, io ti dico mia cara, i sulla leterina tenga il cascato non mia cara. Chi sta a hit, ciniamo ristorante. Raffaele Pazzo fa freestyle e tiene uno stile altalenante. Chi sta mi ha nominata a conto. O veramente, frate, me non tenga a conto perché sono improvvisando e sono Raffaele Pazzo. Si chi le conto, chi si conta la sua. O veramente, yes, frate, e mo vi saluto a tutti quanti e ci fatto show, basta con freestyle, perché mi manca il ciato, veramente non ce la faccio più. Padre, vogliamo benedire il santo degli scheletri dei morti? Chi è? Sanghi... non si dice Sor Carolina. Io vi ricordo, cari fedeli, cari fratelli, care sorelle, madre, padre. Perché padre? Che la piattaforma Melarido Crew Channel sta diventando sempre più grande. Ci saranno tanti programmi in tutti gli orari possibili e immaginabili, tutte le sere. Cioè, se a sera state senza fare niente, sapete che su Melarido Crew Channel troverete sicuramente qualcosa. Siamo in onda su YouTube, Facebook, Periscope, Twitch, che l'altra cosa che abbiamo pigliato, come si chiama? Stiamo pigliando te piattaforme comune, perché siamo grandissimi. Posso fare un rito? Sì. Che sul mio rito, padre? È un rito. Posso fare un rito? Prego. Rita Pavone. Allora, riuniamoci in preghiera. Preghiamo, padre. Omnibus Basmai, padre. Che cosa? Non ci sta da niente. Rito treno, fai prima. Un ringraziamento ai santi che non aspettano mai gli altri. No, San Abbiato perché viene presso. Vi ricordo che in chat stanno spammando il link per poter entrare. Avete pochi minuti a disposizione se volete ancora confessare qualche peccato. E intanto noi ci chiudiamo in preghiera nominando i santi che non sbagliano mai. Sanno tutte cose loro. Sì. Io sento di rumori, ci sono peccatori che stanno cercando di entrare. Io direi di dare la linea a chi è? Era da Sutun, ma non si vedeva. Diamo la linea alla regia, ci chiudiamo in preghiera e ci dedichiamo ai saluti finali. Autosannino AS Rent. Da oltre 30 anni vendita e noleggio autovetture di tutte le marche. Cortesia, qualità, serietà. Autosannino AS Rent è anche noleggio a breve termine, anche senza carta di credito. Ci trovi a Ponticelli e a Cercola, su Instagram e su Facebook. Autosannino AS Rent. Da una vita in viaggio con te. Frida, ha già voluto bene. Frida, come uno di famiglia. È avuto buona fotografia. Bella, bella fotografia. Ringraziamo i nostri fratelli di Frida
che ci dà sempre la frutta fresca. Vero, Anche capra perché- fritta. No, perché poi su Carolina c'ha proprio nascosto sotto il letto una cascetta proprio di cucuzzielli offerti dal nostro fratello Frida. E niente, come c'è porto che macchina in autosandina, ormai è un Tutto circolo vizioso. collegato, padre, collegato, tutto divino. Cari fratelli, cari fedeli, cari infedeli, cari peccatori, care peccatrici, care cicatrici, vediamo adesso un altro contenuto musicale che ci avete consigliato sempre voi in direct. Vi ricordo che durante la settimana potrete sempre contattarci in direct e mandarci dei contenuti simpatici che noi possiamo commentare in diretta. Cioè, così sta cominciando una canzone. Sì, padre, così, padre. Complimenti per le riprese. Faccio un muro. Ah, sì. Tinari. Nell'espressività che cocaruso. E che stai a fare là? Non so. Ma non si vedeva proprio naturale questa. Ma stavamo aspettando tutte e due la stessa persona. Mi sa di sì. Piacere, Gianni. Piacere, Peppe Brescia. Ah, bella e buona fatta la canzone, padre. Sì, fratemi. Suo frate mio. Io voglio sapere però che l'inizio che già zecca. Non lo so, padre, siamo tutti nello stesso posto. Se mi stavi, padre. Dopo che lei è andata via, ti vedevo, stavi solo. Te ne vedi la televisione. Ci mise a ballare. Ci miseme! Ci miseme a ballare, padre. La mia vita, Caparini, che è? quella storia ormai finita. Sono passato, padre. Ma la voce non lo può, non è Sono in disparte, comincia a spiegare. Spiega, padre, spiega. Zio frate mio, Suo fratello. ti ringrazio a Dio. Ringrazio a Dio, lo facciamo qua, ecco. Che la sera da giù incontrato Non volete. e mi chiuda giù la sala. Com'è contento là? Chi ne papà qui c'è di smaro come stai dicendo? No, cuore mi ha così proprio. Il tuo nome ho inciso già Ho ucciso il tuo nome. e poi sempre insieme a noi amare assai. Farò frate Mirkovec. Ma che devo? Non sta più a preoccupare, caro fratellino. Ah, parta parlata, aspetta. Ricordati sempre che ti starò vicino. Sì, ma mi faccio come E di qualsiasi cosa avrai bisogno, puoi contare su di me. Bravo Paolino, pure penso e fanno pochi pesce e pesce. Ma para ieri quando t'ha già preso. Ma per ieri quando t'ha già preso. Oggi ho capito qual è il vero significato dell'amicizia. Grazie a te. Capai tutto il nome è inciso, non si sa Dopo parola. il buio che ci passato nella vita tua, Che? meriti tutto il bene di questo mondo. E te lo auguro. Perché ognuno di noi tiene bisogno di poco e felicità. Mo? Ora tu chi sta sperando. Wow, pensavo che fosse una bella Ma complimenti per la scelta delle ragazze immagine. Nessuno ci può fermare. Ma che la sto dicendo? Chi pensa sta ferita. Padre, che peccato. Tu no, che sei frignano. Padre, un po', diciamo una voce un po'. Ma vuoi zambugnare, padre? Ho visto nei commenti che hanno scritto, ma chi è il fratello di Tony Trumpetto? Padre, veramente un frate mio. Posso tirare la catena? No, Eugenio, rimanesse appilato. Tiriamo Guarda, le conclusioni, è veramente. meglio. Vediamo se c'è qualche commento finale. Salutiamo i nostri fedeli. Grazie di essere Padre, stati mi qui stai incatassando nella cappella. Stanno ginocchia. Nella cappella. Ecco qua. Mi fai dimenticare che indosso una... Posso, padre, Si chiama? toccarlo? Che? Posso No, toccarlo? non puoi toccarlo, questo è mio. I vostri commenti saranno in super televisione, qua noi li Cre? leggeremo. Adesso leggeremo i saluti finali. Saluti, padre. Madonna, ma parli io, parlo tu. Questo non è un cantante, è il cugino di Mr. Bean. Mister può essere. In certi Quando fa così, Sì. Mr. Bean, sì, è Teddy. I Kishkas, Maria Antonella Sabatino. I che scas. Fanno schifo, molto, molto pratico. Molto Padre, veloce. sincero padre. Potete mandare il link, cari fratelli, il link è in continuazione spammato in chat. Quindi basta che cliccate sopra, automaticamente entrerete in diretta per confessare il vostro peccato. Come vedete in sovraimpressione c'è scritto: se puoi confessare anche tu i tuoi peccati in diretta su Carolina e Fra Raffaele, clicca sul link StreamYard nei commenti. Fratelli. Ho preso il muro, chissà che avete che ho preso il Quello muro. nella macchina, padre, che fece un peccato, non ha fatto bene. Noè ha fatto bene.
Mamma mia, è più finto, sembra che stanno soffocando. Sì, è vero, perché diciamo loro hanno tanti peccati. Padre, così. Mo hanno fatto avuto stomaco. Avuto stomaco. Allora, cari fedeli, Chiamate chiamate i carabinieri, fatelo arrestare, perché c'hanno proprio un birra. Cari fedeli, Sì. noi ci riuniamo in preghiera. Grazie a tutti di essere stati presenti. Questa sera abbiamo avuto pochi peccatori, ma buoni. Buoni peccatori, padre. Vi ricordiamo che siamo di nuovo in diretta giovedì sera alle ore 22 con un altro ospite VIP che vi diciamo in settimana nelle nostre storie di Instagram. Seguite la piattaforma Me la rido Crew Channel perché ci saranno tante novità, tante nuove trasmissioni. Siamo felici di avervi dedicato il nostro tempo e grazie a voi di averci dedicato il vostro. Ci riuniamo in preghiera. Ci riuniamo in noi stessi, padre. Chiudiamoci in noi stessi con un bel, diciamo, facciamo un balletto evangelico. Un attimo che facciamo un balletto evangelico. Evangelinico, padre. Vi ricordo di iscrivervi al canale LS Me la rido Crew perché tutte le altre dirette le potete trovare sul canale già salvate e poi le prossime dirette saranno tutte in onda lì. Noi ci riuniamo nel nostro solito modo di pregare, lasciamo ai nostri posteri. Ci vediamo giovedì!